Due presidenti mettiamo in mezzo agli ospiti e voi a fianco così, tutte e tre insieme. Gloria Patria e Figlio e Spirito Santo. Allavaus empirisiada su nomini de Jesus Giuseppe. Su nomini de Jesus Giuseppe. Alla Deus et frutus, su nomini de Maria Giuseppe Gesù. Su nomini de Maria Giuseppe Gesù. Babus nostrum miseris in cielo, sanctificatus su nomini tuo. Venga a nos sa regno tuo. Sia fatta sa volontà di tua, come te su cielo e sa terra. Deus te salve Maria, plena de gracia, su Señor es con te. Benedicta es tu brazo tu semina, benedicta es su fruto es entrañas tu ayer. María, plena de gracia, su Señor es con te. Benedicta es tu hidrato tu semina, benedicta su fruto entrañas tu ayer. Santa Maria.
tu Señores juntebus, benedictas es tui fructus benedictes sunt frutes no, ci appesi, no, li abbiamo interpretati. Sì. Interpretiamo, sappiamo detto male. Salve Maria, Reina de Gracia, su Signore sunt benedicta es tui fructus benedictes sunt frutes entrañas tuas, Jesús. Santa Maria, Mamma de Deus, pregaemonos atero pecador, imo y en hora de sa morte nostri, ami Jesús. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Alaveus e brusus, su nomini de Maria, Giuseppi e Gesù. Su nomini de Maria, Giuseppi e Gesù. Allora, alcune norme per la Santa Messa. Dobbiamo mantenere la mascherina. Chi non ha fatto deve igienizzare le mani. Trovate all'ingresso il gel. Nei banchi ci sono delle crocette, dovete occupare solo ed esclusivamente quei posti. Anche chi sta in piedi deve mantenere le distanze. Quindi dovete avere pazienza, abbiamo queste norme e le dobbiamo seguire. Per quanto riguarda anche la comunione, lo dico subito, saremo in 3, uno al centro e 2 ai lati. Ci si avvicina tenendo la distanza di almeno 1,5 metri, quindi vuol dire che io sto a 1,5 metri da chi sta ricevendo la comunione, mi sposto per ritornare al mio posto e arriva all'altro. Quindi anche questo dobbiamo seguirlo scrupolosamente. Intanto saluto la rappresentanza del comitato di San Basilio di Villanova. Grazie per essere venuti, anche loro hanno affrontato un lungo viaggio, però questa amicizia che abbiamo stipulato ci fa piacere che continui. Grazie perché rappresentate anche la vostra comunità che ha già festeggiato San Basilio con ristrettezze, quindi speriamo che l'anno prossimo San Basilio e San Gregorio ci facciano la grazia e così possiamo riprendere anche con tutto l'entusiasmo e la normalità le nostre celebrazioni. Finita la Santa Messa, una raccomandazione importante: non si possono toccare i simulacri, per ovvi motivi, perché non abbiamo né la possibilità e non possiamo neanche igienizzarli perché le statue sono delicate, quindi le porteremo in chiesa, le venereremo a distanza entrando dalla porta principale e uscendo da questa porta laterale. Quindi ecco, queste sono queste norme, ma non ci fa più dispiacere di tanto. L'importante è essere qui e festeggiare San Basilio. Prima di iniziare la messa, ve lo dico così con confidenza, è un pensiero che ho fatto in questi giorni, ma che anche qualcuno del comitato mi confidava. Crediamo che quest'anno San Basilio ci abbia voluto mettere alla prova soprattutto con una festa di cuore e non con una festa di pancia. Buona celebrazione.